Favorire lo sport per tutti è l'obiettivo di ACES, associazione no profit che con la Commissione europea promuove le discipline sportive, e per il 2024 ha riconosciuto il Veneto quale regione europea dello sport. L'attribuzione vede già un impegno finanziario dell'assessorato allo sport veneto di ben 27 milioni di euro, di cui 24 destinati all'aggiornamento degli impianti e gli altri per il sostegno alla pratica sportiva. Il programma presentato in fiera a Verona nel corso di Sport Expo. Per noi una bella opportunità per far crescere ancora di più il movimento dello sport e per investire nello sport circa 27 milioni di euro che la Regione mette a disposizione in investimenti in impiantistica sportiva e pratica sportiva e manifestazioni sportive. Quindi per noi un momento di straordinaria crescita dello sport e promozione dello sport, naturalmente nell'ottica di quello che sarà il grande evento sportivo che ci attende, le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ma non solo, ci mettiamo anche a disposizione di quelli che sono gli interventi, i contributi della pratica sportiva, dello sport e l'inclusività, lo sport a scuola, lo sport per i disabili, le manifestazioni sportive. Mettiamo lo sport come motore al centro della comunità veneta. Una parte sono risorse direttamente da bilancio regionale, una parte sono risorse che recuperiamo dagli FSC, quei fondi che sono oggetto dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione del Veneto. Riteniamo che sia una regione dove lo sport sia un significato di sport per tutti, sport per i cittadini, sport per la salute. A noi i campioni interessano moltissimo, ovvio, però quello che interessa di più è il 99% dei cittadini che non sono campioni. Per sviluppare i territori, anche con delle forme all'interno delle amministrazioni per poter accedere a questi fondi europei. Quindi questo secondo me è motivo di orgoglio, perché c'è una volontà di tutte le amministrazioni comunali a voler andare verso una vita sana, educativa, salutare e aggregativa e di inclusione delle comunità. Il Veneto produce risultati con i campioni, ma soprattutto produce cultura del movimento con l'attività di base delle 13.000 società, dei 165.000 addetti ai lavori e dei oltre 600.000 tesserati, quindi un riconoscimento di ACES giusto, doveroso, ma a valle di questo riconoscimento abbiamo già dei riscontri estremamente positivi da parte della Regione, con iperfinanziamento per l'anno 2024 che si riverserà sugli impianti, che va benissimo, ma come ho chiesto all'assessore che ha accolto, anche sulla pratica sportiva che potrà fare un certo salto di qualità con questi aiuti.